Adesso prende la parola il signor Tommaso Razzolini, consigliere regionale, membro della 5ª Commissione Sanità della Regione Veneto. Prego. Grazie mille, è un piacere essere qui oggi con voi perché anche per me questa è una realtà nuova che non conoscevo e quindi ho accettato l'invito veramente in maniera contenta per ascoltare le varie problematiche e le varie proposte che ha questa associazione. Da qui ringrazio il presidente Ongaro, ringrazio tutti i membri dell'associazione e tutti i volontari, perché tante volte anche noi che facciamo politica e che amministriamo abbiamo bisogno di conoscere, di stimoli, di persone che magari anche ripetutamente, in maniera anche ben decisa, ci chiamano per portare avanti le proprie istanze, perché chi meglio delle persone che vivono questi problemi possono testimoniare e hanno la volontà di cercare di dare poi delle risposte con chi appunto è nel ruolo per poter agire. Qui vedo Giuliana Tocchet e la saluto, è la padrona di casa, assessore di Mogliano Veneto. Lei oggi qui ha parlato perché rappresenta un'istituzione, rappresenta il comune, ma 2 giorni alla settimana lei è come voi, è una volontaria che si dà da fare. Giuliana è una delle persone che quando mi chiama, una delle amministratrici che sempre mi sensibilizza sul sociale, ecco, e quindi questo è molto importante perché anche noi dobbiamo avere stimoli da parte vostra, stimoli da queste associazioni, perché se poi la ricerca va avanti, se c'è un progresso, è grazie a chi come voi che costantemente si dà da fare, anche gratuitamente, ma perché ci crede, perché vuole dare risposte a chi condivide certe situazioni, ecco. E quindi oggi qua veramente vi ringrazio per il vostro impegno e mi metto a disposizione per i lavori della 5ª Commissione consigliare, che è appunto quella della sanità, per portare avanti le vostre istanze e dare appunto un sostegno e una spalla a voi. Quindi veramente grazie e sono a vostra disposizione.